Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in una nuova live di Reni J. Reni J, oggi nelle vesti di Reni J dobbiamo fare quindi qualcosa che ha a che vedere con la musica. Un attimino solo che ci assicuriamo che tutto funzioni correttamente, un attimino solo, un attimino solo, che io tramite il cellulare riesco a vedere se tutto quanto funziona correttamente. Salve Vito, benvenuto, mi fa piacere averti qui, benvenuto, sto vedendo se funziona tutto per quanto riguarda audio. Mi sembra di sì, me lo lascio molto basso l'audio, vediamo se, perché io ho sempre problemi con i microfoni che qualche volta vanno, qualche volta non vanno e quando non vanno mi creano parecchi problemi perché poi la live viene tutta muta. Ok, io lo lascio proprio basso così mi rendo conto se la live c'ha l'audio oppure no. Allora, buonasera, oggi 1 febbraio 2024, dovevo fare tante live, poi purtroppo gennaio è passato, gli impegni sia familiari che di altro tipo non hanno reso possibile diciamo, lo svolgersi delle live come io avevo preventivato. Salve Italinochka, salve Itali, benvenuto. Vito, mi sa che è la prima volta che lo vedo, e anche Italinochka. Buonasera, benvenuti a questa live. Durante questa live, allora, normalmente io le live che faccio di più sul mio canale è un format che mi sono inventato io ed è lo sfogliamo insieme. Infatti, l'ultima live abbiamo sfogliato insieme questa rivista. Ok, oggi è, come avete visto dalla descrizione, è diversa la live perché è una live di unboxing. Torniamo. Ah, salve, la moglie di Vito, quindi ho marito e moglie in live, mi fa piacere, grazie. Se siete in questa live, diciamo le live di Reni J riguardano un po' di più l'ambiente musicale, ok, delle mie passioni. Voi sapete che io ho tre grandi passioni che ho diviso in tre gruppi. Una è Reni Toons per quanto riguarda i cartoni animati, per quanto riguarda i fumetti o le fanzine, per quanto riguarda appunto anche queste riviste, ok? E questo è per quanto riguarda Reni Toons. Poi c'è Reni Retro che riguarda la mia passione per il retro computing, sia Commodore, Sinclair, Atari e via dicendo. E poi c'è questa passione che ho sempre avuto e mi è rimasta nel sangue e mi rimarrà per sempre nel sangue, che è la passione per la musica in tutte le sue salse, in tutte le sue sfaccettature e in tutti i suoi supporti, siano essi, c'ho il gatto che fa un po' di casino là dietro, vedete, si vede lì per terra la coda del gatto. Dicevo, la musica sia sotto forma di audiocassette, che ce ne ho tantissime, questa addirittura è degli anni 70, vedete, audiocassette, ce l'ho anche originali ovviamente, non solo questa con tanto di bollino SIAE, vedete, ok, vabbè, questa è sempre roba di pomeriggio in TV, ok, quindi non solo audiocassette, vinili, CD, musica liquida, diciamo musica in tutte le salse. A me piace la musica per radio, piace la musica anche attraverso dispositivi multimediali. Insomma, io ascolto la musica sotto tutte le forme per cui viene diffusa, e quindi preferendo però un occhio di riguardo al vinile. Il vinile resta sempre una mia passione, ho oltre 6.000 vinili che sto cercando piano piano, ma ci vuole tanto tempo di archiviare. Ne ho archiviati forse 2000, quindi sto proprio all'inizio, visto il tempo che ci vuole per fare questo lavoro. Detto questo, allora andiamo ad aprire, diciamo, la prima busta, la busta 1, la 2 o la 3, direbbe Mike Buongiorno, Abbiamo tre buste, no, scherzo, perché abbiamo tanta roba, abbiamo 1, 2 pacchi, qui sotto ci sono altre cose da vedere, poi qui ci sono 3 buste della discoteca laziale, un altro pacco
di Amazon, insomma ce n'è di carne al fuoco. Ciao Alessio, benvenuto Alessio. Allora, parliamo prima un po', io ci parlo sempre di questo negozio, Discoteca Laziale. Allora, Discoteca Laziale è un negozio di dischi, si trova in via Giolitti, ok? Andate sul sito discotecalaziale.com, vi avvicino anche il codice a barre che potete scansionare, ok? Discotecalaziale.com. Questo negozio è vicino a Roma Termini, in via Giolitti, anche via Mamiani perché fa angolo. È un bellissimo negozio di dischi, direi che è il più bel negozio di dischi nuovi che c'è in Italia. Io ne giro parecchi, calcolate che gli altri negozi di dischi hanno pure dei vinili usati. La Discoteca Laziale no, c'ha CD, libri, vinili, magliette, cappellini, diciamo tutto il merchandising che gira intorno a questi supporti, quindi ai vinili, perché il loro principale commercio è di dischi in vinile. Poi hanno anche centinaia di migliaia di CD, hanno anche esposti tanti giradischi, tanti amplificatori e diciamo tanti diffusori, quindi altoparlanti di diverse marche per ascoltare al meglio questi supporti. Quindi Discoteca Laziale, via Mamiani, via Giolitti, località Roma Termini. Allora andiamo a vedere. Questo è il primo disco che esce dalla busta, guardate un po', questo è Splende di Annalisa, qui come vedete, se la mia videocamera mi mette a fuoco, edizione limitata numerata, vinile da 180 grammi in cristallo. Guardate che numero è la numero 10, solo che la telecamera fa difficoltà a metterla a fuoco. Comunque questo è l'LP Splende di Annalisa, ok? Quindi questo è un vinile cristallo, quindi è bianco cristallizzato, tra l'altro mi sembra che è pure trasparente, ok? Quindi edizione limitata e numerata, anche se vi ho detto parecchie volte che queste limited edition che dicono limitata e numerata, se non mi scrivono questa è la numero 10, sì, ma di quante copie? Perché per essere limitata ci deve essere anche scritto qua vicino copia numero 10 di quante copie. È importante che ci sia scritto, che ne so, 10 di 500, 10 di 800, 10 di 1000, ok? In questo caso c'è scritto numero 10. Io so da quello che mi sono documentato, questa versione 2024, tra l'altro è scritto anche qui che è una versione 2024. Questa telecamera dovrebbe fare anche le macro, ma non ci riesce a fare le macro, forse perché la devo mettere così. Esatto, 2015-2024 Warner Music Italy, ok? Allora questa qui mi sembra di aver letto che sono 800 copie, quindi la copia numero 10 è un ottimo numero perché è un numero basso. Ripeto, questo è Annalisa Splende, ok? 31,60 € pagato alla Discoteca Laziale. Lo dovreste ancora trovare, ce n'era ancora qualche copia. Ricordate che purtroppo al giorno d'oggi i dischi non vengono più stampati in milioni di copie o centinaia di migliaia di copie. Di solito quasi nessun vinile raggiunge queste tirature, e quindi se volete poi questa edizione particolare o ve la giudicate subito oppure non la trovate più. Posiamola lì e vediamo sempre dalla busta, la prima busta, tra l'altro bellissime buste, belle resistenti queste della Discoteca Laziale. Ecco che cosa esce. Esce un altro disco di Annalisa. Allora, non so se si vede, bellissima copertina. Ok, giriamo, guardate. E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa. Vedete? Allora, qui anche dice edizione limitata numero 619. Vediamo.
era riuscito a metterlo a fuoco. Ecco, edizione limitata numero 619. Vi lascio anche il codice a barre. Vedete? Qui ci sono i titoli dei brani. E questo dovrebbe essere un vinile. C'era il gatto qua dietro, poverina. Vieni. Ah, ecco la mia gattina. Guardate un po'. La mia gattina che mi si ruba il posto mentre vi sto facendo vedere le cose. Non gli voglio male io la gattina. Dorme sempre con me lei, mi dorme sempre addosso. Dai, vai su quest'altra sedia qua, guarda. Oh, l'ho messa su una sedia uguale identica, però a lei gli piace quella dove sto io, quindi è così. C'ho anche il cane, come sentite. Allora, quindi questo è vinile, abbiamo detto, celeste trasparente, più o meno lilla trasparente. Questo è un'edizione anche questa limitata e numerata, e c'ho la numero 619, ok? E quindi questa era la prima. Ah, tra l'altro, se c'è il prezzo, sì, questo lo trovate a 29,90 alla discoteca laziale, ok? 29,90 Annalisa. E poi siamo finiti nel vortice, ok? Andiamo avanti. Quindi questa prima busta è vuota. Andiamo con la seconda busta, ce ne abbiamo tante da aprire, abbiamo tanto da vedere. Andiamo avanti. Cosa conterrà questa busta? Ne contiene uno solo. Oh, bellissimo questo. Allora, come sapete, io sono un fan di Marco Masini, lo seguo dai suoi primissimi album negli anni 90, poi c'è avuto, diciamo, uno stop, poi andò pure da Adriano Celentano, in una trasmissione di Adriano Celentano che gli diede una bella mano perché diciamo ci furono dei problemi nella sua grandissima e lunghissima carriera, e però si riprese molto molto bene con l'Uomo Volante, fece degli album molto molto belli anche dopo i primissimi album degli anni 90, che secondo me erano azzeccatissimi nel periodo, cioè degli album che, diciamo ci abbiamo tutti nel cuore. E qui infatti c'è Raccontami, scusate mi siedo, c'è Raccontami di te, protagonista, parlo di noi, Abbracciami, c'è qualcosa di più, a 200 all'ora. Sono due vinili questi, e tra l'altro dovrebbero essere due vinili, tra l'altro questa è anche autografata, guardate che bello, Marco Masini. Questa è edizione limitata. Vedete che qui che cosa c'è scritto? Copia 114 di 500. Questo è stato stampato solo in 500 copie, questa edizione. Poi magari ne trovate un'altra edizione, magari non è lo stesso arancione trasparente di questo disco qui, e questo è pure autografato, Marco Masini. Marco Masini, questo c'è Raccontami di te, doppio vinile arancione, Sony Music, non vedo neanche, vabbè, perché questo, allora, questo io l'ho comprato sempre alla discoteca laziale, d'accordo? Però sul sito, l'ho pagato direttamente dal sito e lo sono andato a ritirare direttamente da loro, proprio per evitare che finissero le copie, perché queste sono 500 copie, non solo alla discoteca laziale, ma sono anche sul sito di Marco Masini, sono anche sul sito della discoteca laziale e sono anche in alcuni store che si sono fatti arrivare le copie. Discoteca Laziale è anche distributore di vinili, quindi al piano di sotto voi potete accedere e c'è l'accesso al pubblico, dove trovate, come ho detto, giradischi, puntine per i giradischi, trovate altoparlanti, vinili, CD, libri, DVD, Blu-ray, eccetera, pure film in 4K. E poi invece al piano di sopra c'è tutta la parte online, cioè dove uno va sul sito della discoteca laziale e può comprare online, oppure dove vengono spediti ad altri negozi di dischi in tutta Italia i vinili che magari sono stati fatti magari solo per la discoteca laziale, però ovviamente chi sta a Milano o a Torino o a Venezia e si vuole far arrivare una copia di questo, magari senza comprarla direttamente dal sito della discoteca laziale, ci sono altri
negozi di vinili che diciamo nelle altre città acquistano alcune copie, perciò 500 copie sono molto poche per un disco, soprattutto di un artista come Marco Masini, che anche lui sta su, diciamo, tranne dei piccoli periodi. Ciao Marco, benvenuto! Marco da Facebook, Willy Sorrentino, buonasera, stiamo facendo l'unboxing di un bel po' di vinili che mi si sono accumulati nei mesi. Allora vi voglio dire che questa roba, diciamo, nei mesi l'ho comprata, che non è che mi posso permettere tutti questi vinili purtroppo, se no io mi comprerei tutta la discoteca laziale. Però anche perché mi piacciono parecchio anche i vinili nuovi, oltre a quelli usati che ce n'ho tantissimi e ogni tanto su Discogs qualche usato lo compro, però mi piacciono parecchio anche queste riedizioni, tra l'altro ecco vinili colorati, vinili splatter, vinili picture disc, adesso vanno per la maggiore. Quindi Marco Masini, raccontami di te, doppio vinile arancione trasparente, edizione limitata, numerata, autografata. Ok? Andiamo avanti. E questa quindi conteneva solo quel disco lì, Queste buste io poi me le tengo tutte. Io ho ancora delle buste originali degli anni 90, discoteca laziale, remix e Goody Music. Allora, apriamo l'ultima busta della discoteca laziale. Come vedete, sempre busta discoteca laziale. Oh, qui ce ne sono due. Allora, adesso andiamo a prendere il primo. Oh, questo è bellissimo. Allora, Renato Zero. Poi vedremo anche più avanti di approfondire anche l'argomento Renatino Zero. Questo è No Mamma No, una ristampa per il 50° anniversario con vinile splatter, ok? Questo è No Mamma No di Renato Zero. Non è costato tanto perché è costato 28,80 €. Poi ovviamente se ci andate spesso lì alla discoteca laziale vi cominciano a trattare anche bene, mi fanno anche degli sconti. Questo c'è da dire, ci sono due signore che io le conosco ovviamente da tanti anni, c'è anche la fotografia della mamma di queste due signore che stava sempre in cassa negli anni 90, a noi ragazzi che andavamo lì ci trattava sempre bene, ci faceva sempre degli sconti, molto gentile, le figlie sono ancora più gentili della madre e la madre già era gentilissima, quindi figuratevi che staff che c'ha la discoteca laziale. Poi all'interno troverete sempre gente non solo valida dal punto di vista di conoscenze della musica, del vinile, dei CD e di tutto quello che vi occorre, ma anche gente che vi tratterà sempre nel migliore dei modi. Poi è un ambiente, essendo un ambiente molto diciamo riservato, perché qui ci sono dei dischi che hanno un certo valore, ogni singolo, lì non ci sono dischi usati, quindi ogni disco ha 20, 25, 30, 35, ci sono dei cofanetti che costano 500, 600 euro, quindi diciamo che lì non troverete tanta gente che si accalca, anzi lì, e quindi ci sarà modo di chiacchierare anche con quelle persone che sono lì e che hanno la nostra stessa passione, ok? Quindi questo è No Mamma No, la ristampa del disco di Renato Zero, bellissimo perché è stato stampato su vinile splatter proprio per il 50° anniversario, ok? Questo è No Mamma No, bellissimo, lo so, c'è una grande collezione di vinili e ora vedrai che cos'altro esce da qua. Allora, qui invece c'è un disco che io ho da dire diverse cosette. Vado? Lo faccio uscire? Eccolo qui, questo è Autoritratto, sempre di Renato Zero. Già ho messo via diciamo la busta della discoteca laziale. Allora, Autoritratto, bellissimo disco. Questo è Autoritratto di Renato Zero, e questo è l'album giallo. Questo costa 40 €, doppio vinile, perché un po' mi ha fatto storcere il naso questo disco. Allora, io ero sicuro che l'avrei comprato, mi piaceva. Tra l'altro c'è un aneddoto da dire, io cercavo questa versione gialla sul sito della discoteca laziale. Uè Marchese, abbiamo anche il Marchese in live con noi, saluto il Marchese, cercate su TikTok,
su TikTok cercate Marchese Master e Marchese Official. Andiamo a seguire il Marchese perché insieme io anche col Marchese spesso stiamo in live insieme su TikTok la mattina. Si parla del più e del meno, soprattutto di gossip. Diciamo su questo vertono le live con il Marchese su TikTok, quindi cercate Marchese Master e Marchese Official su TikTok, mi raccomando. C'è anche Marchese del Grillo 1 su Instagram, ok? Un saluto a il Marchese del Grillo, ok? Allora, stavo dicendo su questo, allora, non tanto Renato Zero perché lui poco c'entra con la distribuzione o con chi decide come fare questi vinili. Questo disco è uscito in 4 versioni in cui il contenuto è identico, stesse canzoni, ma la copertina, l'interno, i dischi erano di colore diverso. Allora, stavo dicendo che io lo volevo di colore giallo. Sul sito della discoteca laziale erano rimasti soltanto blu e verde. Il rosso era esaurito da tutte le parti, sia sul sito di Renato Zero che sul sito della discoteca laziale, dovunque era esaurito il vinile rosso. Ok, quindi io ero andato lì alla discoteca laziale che non aveva il giallo a catalogo, ero andato lì di persona, dico vabbè, mi prenderò quello che c'è tra il blu e il verde, ok? Poi mentre andavo io fuori ho fatto una ricerca e ho visto che anche il verde era andato esaurito e c'era solo il blu disponibile. Ho detto porca miseria, il destino ha voluto che io prendessi la copia blu. Sono arrivato lì e ce n'erano 7-8 copie tutte gialle, tutte queste qua, tutte gialle. Allora sono andato lì e gliel'ho detto guardate che voi a catalogo avete la versione blu, mentre ho visto che esposte avete solo la versione gialla. Lui mi ha detto giustamente, dice guarda che noi non abbiamo né verde né blu né rosso, abbiamo solo quelle copie che vedi che sono gialle. Io sono stato contento perché lo volevo giallo, quindi però a me ha dato fastidio che Renato Zero ha dovuto fare una cosa del genere, cioè Renato Zero, chi per lui Renato Zero non c'entra niente, lui ha cantato i brani e lì si ferma, diciamo, la sua responsabilità, ok? Poi sono le case che distribuiscono che ovviamente facendo leva sul collezionismo, sulla passione dei, diciamo, collezionisti e degli appassionati, quelli che una volta venivano chiamati sorcini di Renato Zero, allora hanno fatto uscire 4 versioni, contenuto identico, colore diverso, in modo che la maggior parte delle persone di Sorcini se le sono comprate tutte e 4. Io non me le sono potute permettere, mi sono preso, però sono stato fortunato, tra virgolette, perché ho trovato la versione di vinile che mi interessava, che era quella gialla. Doppio vinile giallo, autoritratto di Renato Zero, Quest'anno ci sarà il tour di Renato Zero, ok? Quindi autoritratto è il titolo poi che viene usato anche per il tour di Renato Zero di quest'anno, marzo 2024. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Ecco l'album di Renato Zero, come vedete a marzo 2024, il concerto dappertutto, Firenze e Roma, ok? E qui c'è il prezzo che dice 39,99. Come vedete questo è il prezzo consigliato, 39,99. Se lo metto a fuoco, aspettate, forse partendo da dietro, ecco, si legge 39,99 e questo è il prezzo della discoteca laziale, 39,99. Ok? Perfetto. Allora andiamo, no, continuiamo su questa falsariga. Allora, questo è la prima volta che viene stampato un disco, il dono, questo LP, su vinile, prima volta su vinile. Io l'ho preso 1010, è una collana che sta uscendo in edicola. Io farò tutta quanta la collana, alcuni vinili già ce li ho, però questi sono tutti stampati e vengono pubblicati in doppio vinile, di solito è sempre doppio vinile nero, questo qui, diciamo indipendentemente la distribuzione, vedete? C'è anche lo store di Renato Zero, shop renatozero.com, vedete? Tattica distribuzione, ho tutti i dischi di indipendentemente,
Tutti i dischi di questa collana, vedete il piano dell'opera? È già uscito Icaro, Amore dopo amore e Il dono. Prossimo vinile uscirà domani, Cattura, sempre Renato Zero. Ok? E questo è Renato Zero, Il dono di Renato Zero. Ve lo metto così, cercando di non far vedere diciamo, il riflesso. Bellissimo, doppio vinile, ok? Con anche ovviamente il volumetto allegato, perché questa è la versione da edicola, però vi ripeto, ce l'hanno anche alla discoteca laziale, quindi se volete discoteca laziale, discotecalaziale.com, ce li avranno tutti man mano che escono questi vinili, perché hanno fatto diciamo, un accordo per cui questo vinile esce contemporaneamente sia nei negozi di dischi che in edicola. Io ho il mio edicolante che cerco sempre di aiutarlo, visto che le edicole, diciamo, è quello che mi interessa, quindi come queste riviste quando sono Rainy Tunes o i vinili, se c'è una collana che particolarmente mi piace, io preferisco comprarla da lui, anche se poi alcuni vinili che in edicola ne escono pochissimi rispetto a quelli che escono per esempio alla discoteca laziale, alcuni vinili poi li vado a comprare anche alla discoteca laziale. Allora andiamo avanti, guardate un po' questo, fascicolo più doppio LP 30 euro, questo è Renato Zero e questo è Amore dopo amore, bellissimo. Questo io dovrei avere anche, adesso li sto archiviando, la mia mente non me lo ricordo, comunque sono sicuro al 90% di avere anche la versione che uscì all'epoca in singolo vinile. Questo è Amore dopo amore, un altro bellissimo vinile, come vedete qui, dalla collezione 1010, Amore dopo amore, questa è la seconda uscita. E poi c'è la prima uscita, Icaro, vedete? No, questo è Icaro, che uscì diciamo a un prezzo ridotto, essendo la prima uscita, no, sempre 29,99, non è uscita a prezzo ridotto, vedete? Questo è il piano dell'opera del primo disco e questo è Icaro di Renato Zero, ristampa sempre doppio vinile, ripeto, tutta la collana in questo caso uscirà in doppio vinile, 1010 si chiama la collana. Purtroppo i vinili li trovate fino a che c'è disponibilità. Il mio edicolante mi pare che ne prende 3 copie perché c'ha 3 persone che sono interessate. Finite quelle purtroppo, che tra l'altro già sono diciamo sono prenotate, poi difficile, lui stesso ha detto difficile trovarle, anche con i Queen hanno fatto adesso una ristampa di tutta la collezione dei Queen che io ho fatto 3 anni fa, mi sembra, uscì tutta la discografia dei Queen in vinile, in edicola. Io all'epoca l'ho presa tutta la discografia in vinile, adesso è uscita un'altra volta, però è la versione 2024, quindi attenzione con queste versioni. Allora, adesso dobbiamo andare ad aprire il primo pacco. Apriamo questo, no, lasciamo stare Amazon, apriamo quest'altro pacco. Allora, questo pacco, allora il destinatario forse c'è qui, ok, questa è solo la pubblicità loro, perfetto, vi faccio vedere. Allora, io compro i vinili anche direttamente da The Saifam Group, se riuscissi a mettere a fuoco, ecco, via Emilia 22, www.saifam.com. ok, qui ci sono tutti i recapiti, Saifam Group. Allora, perché li compro da Saifam Group? Willy, sei tornato? Ciao Willy. Allora, adesso stai su YouTube, mi fa piacere. Allora, Saifam Group è un altro grande distributore di vinili. Saifam Group distribuisce principalmente alle edicole, però si possono trovare dei dischi, dei vinili, anche nei negozi di dischi normali come la discoteca laziale. E hanno anche un bellissimo store online, The Saifam Group, ok?
Quindi www, ve l'ho già fatto vedere, ve lo faccio rivedere, se riusciamo a metterlo a fuoco. Ta 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 ta. No, perché volevo farlo vedere molto bene, solo che purtroppo devo aggiornare da Windows 7 questo PC e ancora non l'ho aggiornato. Saifam.com, vedete? Saifam.com. Andiamo ad aprire, qui stavo aprendo, vado, e vediamo cosa ho comprato da The Saifam Group. Allora, l'imballo, ovviamente loro essendo distributori di vinili lo sanno fare molto molto bene, vedete? I vinili sono chiusi, ok? Qui c'è la mia bella ricevuta, qui c'è la mia bella ricevuta, ok? Faccio vedere in trasparenza così, ok, perché c'è pure il mio indirizzo, quindi qua questa la mettiamo qui. Andiamo a vedere, allora continuiamo con Renato Zero, che io sto per fare tutta la discografia, come avrete capito, e questo è Zero Favola, vedete? Questo pure è limited edition 921 di 999 copie, limited edition Renato Zero Favola, bellissimo anche questo doppio vinile, vedete? Doppio vinile, autorizzazione sempre Sony Music, autorizzazione Sony Music con anche le date dei copyright, che però non riesco, cioè questa telecamera è uno spettacolo perché c'ha l'autofocus, mi seguirebbe anche se io mi muovessi, però con Windows 7 non era compatibile, io l'ho installata lo stesso. Ecco, vi faccio vedere anche il codice a barre, vedete 2002 copyright Sony Music, 2023 The Saifam Group su licenza di Sony Music Entertainment SPA. Quindi questo è uscito l'anno scorso, doppio vinile, Zero Favola, tiratura limited edition, quindi limitata e numerata, 921 di 999 copie. Ok, quindi vedete io mi sto facendo tutta la discografia di Renato Zero, quindi Zero Favola, bellissimo. Andiamo avanti e qui troviamo un altro disco di questo, per me è un bravissimo cantante, poi ognuno ha le proprie passioni, ok? E allora, e qui parlo di Marco Masini di nuovo, di nuovo. Questo è L'amore sia con te di Marco Masini, anche questo doppio vinile, sempre Sony Music, e ovviamente c'è la licenza di The Saifam Group, vedete? Questo è uscito nel 1996 su copyright Sony Music Entertainment e l'anno scorso, quindi 2023, The Saifam Group su licenza di Sony Music Entertainment, sempre bollini SIAE da tutte le parti, ovviamente essendo un vinile. E questo è Marco Masini, L'amore sia con te, ok? E qui ci sono veramente tanti successi diciamo degli anni 90. Guardate che c'è L'amore sia con te, Disperato, Perché lo fai, Ti innamorerai, questi sono tutti del suo primo LP, Bella stronza, Vai con lui e Cenerentola innamorata. E poi sì, dovrebbe essere vinile bianco, bravo, vedi Zolex mi segue, grande, grande, questo è doppio vinile bianco. Poi c'è Vaffanculo, che in questo caso è il titolo di una canzone, titolo di una canzone, quindi non è, c'è Principessa, quindi vedete, cioè ci vorrebbe il mare, ti vorrei, poi Caro Babbo, Le ragazze serie e Meglio solo. Vedete, questi sono praticamente i suoi, diciamo, i successi dei suoi primi due LP, ok? I suoi primi due LP in quel periodo sono capitati a Cecio, vaffanculo, ne hanno fatti una marea di remix, mi diceva quella gente che si intende di canzoni. Hai la faccia da perdente, mi dispiace non funzioni Masini.
Ne hanno fatti tanti di remix, anche perché all'epoca andavano per la maggiore, Molella, Fargetta, facevano tutti i remix di questa musica italiana, uscivano su etichette, per esempio RTI, sulle etichette italiane più disparate. Io ce n'ho, mi pare, due di Vaffanculo remix, due remix diversi, ma andavano per la maggiore in discoteca quando partiva anche questi brani Bella Stronza, remix, lo so, sono titoli di canzoni, io non sono uno che di solito dice parolacce, però in questo caso sono titoli di canzoni di Marco Masini, ma poi no canzoni tanto per dire canzonette, no, queste sono canzoni che hanno avuto un successone all'epoca e hanno fatto, diciamo, una rivoluzione nel mondo della musica stessa, perché difficilmente tu trovavi delle parole del genere sia nel titolo di una canzone o anche all'interno come parole all'interno di un brano. Guardate che ha fatto veramente una rivoluzione Marco Masini, tra l'altro andò anche al Festival di Sanremo, sappiamo, Marco Masini, figuriamoci. Allora, per me è un artista grandissimo Marco Masini, lo continuo a seguire, diciamo, quindi continuo a comprare, come vedete, i suoi dischi, vinili, giù ce l'ho, quelli là che sono usciti all'epoca, i suoi LP ce l'ho tutti perché li compravo molto volentieri. Andiamo ad aprire questo su Amazon. Forza, forza, unboxing, unboxing. Forza, forza, forza. Oh! Allora, un altro, diciamo, eccolo qua. C'è da dire tanto anche su questo disco. Allora, questa è la versione 2012, ok? Qua anche è una versione a tiratura limitata e numerata, ma non c'è ovviamente quante copie ne hanno stampate. Allora, vi do subito il numero 283, limited edition, in vinile. Hanno ucciso l'uomo ragno 883 versione 2012, cantata da tanti altri cantanti che hanno, diciamo, condiviso, come ha fatto già Cristina D'Avena con Duets. Salve Andrea, benvenuto Riccardo, benvenuti a tutti, grazie di essere qui con me. Allora, hanno ucciso l'uomo ragno 2012 e qui ci sono i brani sempre di Hanno ucciso l'uomo ragno, sempre noi, non me la menare, si incazza, sei uno sfigato, te la tiri, hanno ucciso l'uomo ragno con un Deca, Jolly Blue e lasciati toccare, interpretati insieme a Max Pezzali 883, anche da J-Ax, da Fedez, da Baby K e tanti altri artisti che sono, diciamo, ancora molto conosciuti, ma che diciamo nel 2012 hanno accettato l'invito di Max Pezzali a prendere parte a questi brani del suo iconico disco. Questo è il disco Hanno ucciso l'uomo ragno, con cui Max Pezzali è entrato di prepotenza, perché questo brano, voi dovete pensare agli anni 90, quando c'erano rivoluzioni continue. Sì, io Max Pezzali ho tutti i CD, ho una marea di vinili di Max Pezzali, tutti i vari remix, Chiuditi nel cesso, Non me la menare, La donna al sogno, il grande incubo, Nord Sud Ovest Est, tutti lì i remix possibili e immaginabili che sono uscite, come mai i remix sia con Fiorello, senza Fiorello. Allora all'epoca c'era una grande unione e c'era una radio DJ che univa, diciamo, un po' tutti. Radio DJ negli anni 90 era la radio più seguita dai giovani. Questi sono tutti adesivi di Radio DJ. Questi li ho presi a Expo Cartoon negli anni 90, ci sono affezionatissimo a questi adesivi, opla, a questi adesivi mi stavano cadendo. Quindi Radio DJ, e quindi c'era Fiorello a Radio DJ, c'era Giovanotti a Radio DJ, c'era Albertino con la sua DJ Parade, c'erano Molella, Fargetta e Prezioso, tre grandissimi DJ in quell'epoca, e poi ospitavano DJ una continuazione, il DJ Time seguitissimo, la DJ Parade il sabato e la domenica.
hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della Mala, forse la pubblicità era il ritornello, hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, ok? E questo quindi è Hanno ucciso l'uomo ragno, la versione 2012, con tutti i brani cantati da Max Pezzali e da altri DJ cantanti dell'epoca, ok? Quindi bellissimo, bellissimo LP. Tra l'altro io non mi ricordo di averlo visto su vinile, non sono sicuro che sia già uscito su vinile questo, perché io mi ricordo il CD di questo, ma assolutamente non mi ricordo il vinile. Però non sono sicuro che sia la prima volta che sia uscita su vinile. Comunque questa è un'edizione limitata e numerata. Vedete, vinile 180 grammi giallo. Hanno ucciso l'uomo ragno. Max Pezzali 883. Ok? Featuring J-Ax. J-Ax è degli articolo 31. Attenzione che J-Ax in quell'epoca, negli anni 90, faceva parte degli articolo 31. Io anche degli articolo 31 ho quasi la discografia completa su vinile, perché anche gli articolo 31 hanno fatto la storia. Dai tocca qui, non ce la scorderemo mai, Dai tocca qui. Allora, adesso manca ancora questo da aprire. Vediamo come lo apro. Lo apro di qua. Ok. Andiamo a vedere. Mi stavo tagliando un dito e questo coltello ci voleva un attimo, però non me lo sono tagliato. Ok. Ok, abbiamo aperto. Ovviamente dentro questo scatolone c'è soltanto, guardate, questo, ok? Allora, ci sono il cane e il gatto che giocano in una maniera incredibile qua, troppo forti. Allora, sempre il baffo che ride. Andiamo a vedere cosa contiene questo? Allora, voi sapete che io sto collezionando tutti i dischi che stanno uscendo nuovi degli 883, vuoi per una collezione mia personale, perché sono un fan sia di Max Pezzali che di Max Pezzali e Repetto, che diciamo formavano il gruppo degli 883. Ciao Michele! Ciao Michele! E quindi ho anche diverse versioni dello stesso disco. Allora, io vado ad aprire, sempre con l'apertura facilitata di Amazon. Da qui uscirà un disco. Io non ve li ho rimessi qua una pila così alta di vinili degli 883, perché è inutile, poi si perdeva troppo tempo vista la mole di vinili che avevamo già da aprire e da sballare. Comunque guardate qui che cosa esce. Questo è l'LP, diciamo, originale, perché è già uscito anche in doppio vinile. Questo però è un vinile splatter, limited edition. Vediamo un po' che numero mi è capitato. 380, ok? 2000-2024 Warner Music, ok? E questa è la versione a singolo vinile, quindi è una copia 1 a 1 della versione di Hanno ucciso l'uomo ragno che uscì negli anni 90, ok? Io quindi di questo ho la versione singolo disco degli anni 90 nera, poi ho tutte le versioni, varie versioni, ma pare che è uscita pure in versione rossa. Grazie Michele, grazie Riccardo di essere qui. Andrea già l'abbiamo salutato, ok? Siamo arrivati a sballare questo qui che è l'LP degli 883 Hanno ucciso l'uomo ragno. Allora, qui tra l'altro vedete c'è proprio il retro, però non mi pare che era così, attenzione. Comunque il davanti era così, con scritto continua qui, perché loro non sapevano se avrebbero fatto nord, sud, ovest, est e tutti gli altri dischi, quindi avevano lasciato in sospeso continua, poi hanno continuato a voglia sia come 883, e io sto aspettando, come dico nelle live quando parlo degli 883, la dura legge del gol. Esiste un picture disc bellissimo, io ce l'ho su CD, non ho su vinile, non ce l'ho proprio la dura legge del gol. Sto aspettando che la ristampano almeno su un vinile o splatter come questo, oppure meglio ancora picture disc come il picture disc originale, con il pallone da una parte
e la copertina dell'Allura Legge del Gol dall'altra, ok? Perché in quel caso sarebbe veramente un bellissimo vinile da avere e quasi da mettere in cornice, oserei dire, ok? Quindi qui c'è non me la menare, si incazza, questa casa non è un albergo, sei uno sfigato, te la tiri, e non me la menare gospel. Poi hanno ucciso l'uomo ragno con un Dega, non si può andare via, una volta erano 10.000 lire, adesso con un Dega che sono 10 euro, 20.000 lire, non si può andare via lo stesso, non cambia niente, e lascia di toccare l'ultimo brano del lato B. Quindi con un Dega, poi Jolly Blue, mi sono scordato, Jolly Blue era la sala giochi, a me ha sempre ricordato, io da piccolo andavo in vacanza a Capri, ok? A Capri ci andavo quasi tutto il mese di agosto, ok? C'era mia nonna che andava dentro, diciamo, un albergo dove ci prendeva una stanza anche a noi. Io andavo con la mia famiglia, mio padre mi ricordo che ci raggiungeva dopo una settimana, perché lavorava ancora per una settimana, poi ci raggiungeva e stava un paio di settimane con noi a Capri, però a Capri c'era una sala giochi, non si chiamava Jolly Blue, si chiamava Las Vegas, ok? Non c'erano slot machine, c'erano tutti cabinati, io lì ci andavo a giocare a Girus, ci giocavo alle Olimpiadi, ci giocavo a tutti questi qua, Galaga, c'era Galaga dentro questa sala giochi. E perché me lo ricorda questo Jolly Blue? Perché l'ingresso di questa sala giochi era un corridoio ad arco con tutte luci a neon blu. Quindi tu avevi questo corridoio lungo lungo che dovevi percorrere, poi ti portava a cambiare i gettoni, perché dentro questa sala giochi non potevi usare le 200 lire, le 100 lire, eccetera. Andavi, posi, non si mangia la carta. Vedi che vuole giocare, vedete come giocano i gatti, vedete, eh? Questi i gatti sono un macello, i gatti sono proprio un macello, eccola. Vabbè, allora dicevo, a Capri facevi questo lungo corridoio con tutti questi neon blu, per poi sbucare diciamo, nel posto dove tu cambiavi i soldi e prendevi i gettoni, e con i gettoni andavi a giocare nella sala giochi. Ma bellissima. Poi questa sala giochi aveva tutte luci sul violetto, e non erano luci di wood, attenzione, non erano luci nere, lampade a mercurio, no, erano luci blu e viola, attenzione, neon blu e viola, non c'entrano niente le luci di wood o le lampade a mercurio, che dir si voglia, non risaltavano vestiti bianchi, il bianco non risaltava, erano soltanto tutto illuminato da questi neon viola e blu. Bellissima questa sala giochi. Un anno mi ricordo addirittura che dava in omaggio a chi andava lì, mi pare che dovevi cambiare 10.000 lire, non mi ricordo, ti dava un aeroplanino di quelli con le ali di polistirolo, con l'elastico che avvolgevi l'elica, lo lanciavi. Quanto mi sono divertito con questi aeroplanini, perché io poi andavo più volte durante la settimana in questa sala giochi, cambiavo i soldi, poi i gettoni, poi si stai giù, i gettoni te li potevi anche portare via, vedete il gatto lì si è messa giù, te li potevi anche portare via i gettoni e usarli il giorno dopo, però io poi il giorno dopo non mi bastavano, e quindi cambiavano altre 10.000 lire magari, e mi davano un altro aeroplanino. Quindi guardate, tanti ricordi legati anche, che mi faccia il titolo di una canzone tante volte mi fa fare un salto nel passato, anche il titolo di una canzone. Quindi eccolo qui, hanno ucciso l'uomo ragno, tra l'altro io volevo vedere, 2024, quindi sì, questo è uscito, mi pare, il 29 gennaio 2024, se non erro, infatti i copyright sopra questo vinile sono ovviamente 2000-2024 Warner Music Italy e Warner Music Group Company, ok? Numero 380, però non c'è scritto, che io sappia dovevano essere 500 copie, però non lo so se effettivamente sono 500 copie, perché non c'è scritto. Qui c'è scritto edizione limitata e numerata, vinile 180 grammi splatter, ok? E quindi questa è una ulteriore versione di Hanno ucciso l'uomo ragno, in vinile, ok? Quindi aggiungerò
a tutta la mia collezione di vinili, degli 883, e poi vabbè ovviamente alla mia collezione di vinili in generale. Ok, quindi siamo arrivati alla fine, quasi un'ora di live, mi sono divertito, sono contento di questi acquisti che ho fatto, perché io gli acquisti li faccio sempre mirati. Quindi hanno ucciso l'uomo ragno, facciamo una carrellata rapida. Hanno ucciso l'uomo ragno, versione quella originale del 1992 mi pare, anche perché qui c'è scritto 2000, ma nel 2000 la Warner ha preso i diritti su questo disco, ma questa è la versione mi pare 92. Versione 2012, sempre singolo vinile, sempre hanno ucciso l'uomo ragno, versione 2012. Ok, poi Marco Masini, L'amore sia con te, bellissimo disco, L'amore sia con te. E andiamo a vedere l'altro di Marco Masini, così poi vediamo tutti quelli di Renato Zero. Questo è Renato Zero, questo è Renato Zero. Dove sta l'altro di Marco Masini? Opla. Non vorrei che... Questo è Renato Zero. Eccolo. L'altro di Marco Masini è questo qui, Raccontami di te, edizione copia numerata e limitata e autografata, Marco Masini. Ok, poi andiamo avanti, andiamo a vedere Renato Zero, autoritratto, versione disco giallo. Ripeto, sono usciti anche versione disco blu, verde e rosso, quindi stesso contenuto in brani, ma colorazioni e copertine diverse. Dentro ci sono immagini diverse, quindi il packaging è diverso per ogni colore, però il contenuto musicale, diciamo i brani contenuti dentro, sono sempre gli stessi. Questo è il vinile giallo, che io era quello che volevo io, sono stato fortunato perché alla discoteca laziale c'avevano solo questo. Renato Zero, ristampa di No Mamma No, No Mamma No, ristampa su vinile splatter, anche questo, bellissimo disco dell'epoca. Vedete l'RCA, sempre hanno cercato di mantenere il design anni 70 di questi dischi. Io ce ne ho diversi di questi qui originali anni 70. Tra l'altro io all'epoca mi piaceva tanto Renato Zero, non sapevo che mi chiamavo Sorcino, perché all'epoca i fan di Renato Zero si chiamavano Sorcini. Questo è il dono, prima volta in vinile, doppio vinile, lo trovate ancora in edicola. Domani esce quello nuovo, domani esce Cattura. Poi prima volta sulle tracce dell'imperfetto, il 15 marzo uscirà sulle tracce dell'imperfetto, sempre per la prima volta in vinile. Ma questo è il dono di Renato Zero, prima volta doppio vinile. Poi c'è una ristampa, fascicolo doppio LP, 30 euro, Renato Zero. Questo è Amore dopo amore, ok? Amore dopo amore di Renato Zero, sempre collana 1010, bellissima, bellissima. Altro disco della collana è Icaro, sempre doppio vinile. Questo è stato diciamo la prima uscita, 30 euro, doppio vinile, Icaro di Renato Zero. Lo so, i migliori anni. Calcola che ovviamente tanti che si sono sposati. Opla! Un'altra volta il gatto qui dietro. Oh. Ma tu non te puoi mettere qui, amore mio? Io mi siedo, mi alzo, mi siedo. Cioè, guardate, me lo sposto così lo vedete il gatto, eccolo. Me se mette sulla sedia. Meno male che io faccio sempre attenzione, non gli faccio male al gatto. Anche perché io mi siedo sempre un po' più in punta. E lei si mette qua, lei si chiama Posi, da Posi e Nega. Guarda, io mi metto qua così non gli do fastidio. Posi e Nega, che sono i due gattini di Yu Morisawa nel cartone animato, nella serie anime L'incantevole Crimi Mami in originale. Questo è Zero Favola, questo non lo trovate nella collana 1010, non la trovate, questo l'ho comprato a parte, ok? Anche perché sto cercando di rifare
già ce l'ho, ma sto cercando di rifare la discografia su supporti moderni, supporti nuovi di Renato Zero. Quindi vedete, doppio vinile anche questo, numerato, come abbiamo visto, numerato 921 di 999. Sono arrivato pelo pelo perché sennò questo qua neanche lo trovavo più. Ok? E poi mi sa che basta. Finiti? No. Ah beh, no, ci stanno ancora questi due che sono di Annalisa. Annalisa, questo è il singolo vinile, dovrebbe essere viola o azzurrino trasparente, viola, e poi siamo finiti nel vortice. Vedete? Anche questo sempre numerato 619, ok? E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa e questo è Splende di Annalisa, sempre edizione numerata, ok? Eccoci qui, numero 10. Questo dovrebbe essere giallo, questo LP, no, cristallo. Cristallo, quindi è quello bianco, diciamo bianco ghiaccio che poi essendo pure un po' trasparente è cristallo. Parim pam pum, eccomi qua, parim pam pum, ma chi lo sa, se babbo, mamma e Toshio, lo sa anche io. No, che lo zio, Toshio, Toshio. Quale zio? Che c'ha o zio? Io non c'ha nessuno zio, attenzione. Almeno non mi risulta, né pentagramma, né nessuno zio. Se babbo, mamma e Toshio lo sa che io sono proprio io. No, lo sa, no, lo sa anche io. Lo sanno loro, cioè, vabbè, comunque lo sa anche io, sono proprio io. Cioè, loro non lo sanno. Quindi, comunque, parim pam pum. La sigla originale di Crimi Mami, noi abbiamo anche il fumetto. Andrea, lo so, io poi sono un patito, come sapete, di sigle e infatti prossimamente ci attende lo sfogliamo insieme di questo e per fare lo sfogliamo insieme di questo io utilizzerò tutti i 45 giri originali che ho, perché ce ne ho tantissimi e quindi oltre a sfogliare questa bellissima rivista di Spray Edizioni andremo a vedere anche gli originali di questi 45 giri, ok? Dato che ce n'ho tantissimi, questi ovviamente qui non ce n'è neanche uno, non mi pare di averne visto neanche uno di Cristina D'Avena, che se andate sul mio profilo TikTok che è Reni underscore J, cercate Reni underscore J su TikTok sempre con la C di Commodore, troverete che sto pubblicando un sacco di altre cose sempre della mitica regina delle sigle Cristina D'Avena. Quindi niente, io vi rinnovo l'invito a visitare i miei siti, il principale dei quali è www.classe74.it. Da quel sito poi potrete andare un po' ovunque. Sono tutti siti che servono per fare acquisti mirati su Amazon. Quindi sul mio sito non farete nessun tipo di acquisto, non vi dovete registrare, non c'è niente, diciamo è totalmente privo di cookie, di tutto quanto, è soltanto un insieme di link a prodotti in vendita su Amazon che vi facilita le ricerche su Amazon. E ovviamente da quel sito www.classe74.it potrete andare anche su legolando.it, il sito interamente dedicato ai Lego, o su www.starwarsstore.it, ok, starwarsstore.it, che è quello dedicato interamente a Star Wars. C'è anche renijstore.it, scritto Reni con la Y, J-A-Y, store.it, e quello è un sito interamente dedicato alla musica. C'è www.ilmondodelvinile.it, oppure che è dedicato interamente ai vinili, quindi a questi vinili sono tutti divisi per picture disc, edizioni limitate, oppure musica italiana, musica straniera, lì trovate un po' tutti i vinili, diciamo divisi per argomento, divisi per tipologia di musica contenuta nel vinile, insomma è un sito a cui ho dedicato parecchio tempo. Poi c'è Magliette Vintage, che è l'ultimo nato, mi piace parecchio perché dentro ci trovate una marea di magliette vintage in vendita poi su Amazon. Ok? Io spero che questi siti piano piano vengano considerati un po' di più perché ultimamente non stanno avendo tanti consensi. Ok?
Detto questo, io mi sa che ho finito, però mi ricordo che non c'ho, mi sembra, la sigla finale, perché vediamo un po' se ce l'ho la sigla finale. Non mi ricordo, sì, c'è la sigla finale. Bene, bene, bene. Sono contento. Allora mettiamo sta sigla finale. Ok, allora io vi ringrazio a tutti, sono le 19:49, quindi è ora di cena, è ora di cena, quindi io vi ringrazio di essere stati qui con me, di aver sfogliato insieme a me un po' di vinili che io ho acquistato in questi mesi, ok? Tra l'altro ho fatto pure i preordini su Amazon e sono arrivati ovviamente quando sono usciti, mi sono stati spediti, e quindi sono, diciamo, sono anche acquisti che io ho fatto diversi mesi fa su Amazon e sul mio sito. Trovate i vinili in prossima uscita, si possono ordinare con il prezzo minimo garantito anche i vinili che usciranno tra 3 mesi, ok? Che vuol dire col prezzo minimo garantito? Questo vale per qualsiasi oggetto che Amazon diciamo mette in prevendita, cioè che ancora non è uscito, ma tu sei interessato ad acquistarlo, quindi fai l'acquisto prima. Innanzitutto non ti leva neanche un euro dalla carta nel momento in cui tu lo acquisti, ok? E quindi già questa è una cosa positiva. Diciamo, i soldi vengono prelevati dal conto nel momento in cui l'oggetto parte dai magazzini Amazon, ok? E questo già. Poi c'è il prezzo minimo garantito. Cosa significa prezzo minimo garantito? Significa che se da quando voi lo comprate a quando viene spedito dai magazzini Amazon, se quell'oggetto va in offerta per delle offerte lampo, per delle offerte Black Friday, per delle offerte che fa Amazon in una continuazione, voi non dovete stare appresso qui, oddio, allora no, annullo l'ordine, lo rifaccio a prezzo minore, no, ci pensa Amazon. Se quell'oggetto va a 3, 4, 5 euro, 10 euro di meno, va al 50% per un minuto, voi lo pagate al 50% in meno, al prezzo minimo che arriva da quando voi l'avete comprato a quando viene spedito. È una cosa bellissima di Amazon, perché spesso e volentieri io ho fatto degli acquisti, che ne so, di vinili a 30 euro e me ne levava 25. Dico, com'è possibile se il prezzo originale era 30? E allora invece poi mi sono documentato e ho visto che vedendo poi con dei tool che abbiamo noi, che siamo, diciamo, le possono vedere anche tutti quanti, Kepa è il principale, si possono vedere i prezzi di quel bene, a quel punto di quell'oggetto, se vedi che anche per un minuto è andato giù, che ne so, di 5 euro, io l'ho pagato quei 5 euro in meno e me l'ha fatto Amazon in automatico. Io l'ho comprato a 30, me l'ha fatto pagare 25 e me l'ha spedito. Ok? Quindi andate sui miei siti, classe74.it, renijstore.it, magliettevintage.it, andate a fare i vostri acquisti, perché con i vostri acquisti contribuirete anche all'espansione e al miglioramento del mio canale. Grazie a tutti, buona serata, 19:52, 1 febbraio 2024. Grazie mille a tutti di essere stati con me, grazie, ciao!